andare a due come tre remagi. Se non si è mai capitato che aveva in mente un qualcosa, chissà come tira fuori dalla memoria, di quanto tempo ti veniva in mente, no. Non so come mai mi è venuto in mente questo proverbio, questo modo di dire, ma non mi ricordo chi me l'abbia detto, dove l'abbia sentito. L'ho cercato sui libri che ho a disposizione e non ho trovato un riferimento, quindi boh, l'avranno detto i miei, avranno di me gente, veramente, mi ricordi no. Però qui in mente che il mio dedichi, che il proverbio chi, che probabilmente vorrà dire andare in maniera confusa, oppure semplicemente è un gioco di parole sui numeri, perché se si va a due bisognerebbe alla fine essere in pari. E così, e questo giorno successivo all'Epifania mi è venuto in mente questo detto che avevo in mente. Casomai se qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricordasse o sapesse eventualmente l'origine, ripeto, non ho trovato riscontri, soltanto la mia memoria. Era giusto per tornare anche sul tema dei nostri santi magi che ieri abbiamo ricordato, ricordando sempre che appunto li chiamiamo i re magi, ma come dice il Vangelo di San Matteo, a secondo capitolo, di magi in riva dell'Oriente, dei magi, alcuni magi vennero dall'Oriente, quindi noi diciamo i tre re magi, ma che fossero tre o re non è assolutamente detto. Poi la tradizione ci consegna, come dicevamo anche i giorni scorsi, i famosi nomi di Baldassare, Gaspare e Melchiorre, però sono, diciamo così, non sono dati certi come quelli della loro venuta a trovare il bambinello. Comunque li ricordiamo in ogni caso appunto portare i doni di Gesù, ma ecco, quest'oggi ho voluto ricordarli per questo modo di dire. Forse quando si va in compagnia, adesso che se può mica sta troppo insieme, se può no andare né a due né a tre, però quando siete in compagnia non te in giro, te se tre te avete in giro a due come tre re magi. Vabbè, cosa simpatica, se vi è piaciuta, se sento al prossimo proverbi. Ciao ciao!